il gelé di malvasia che abbiamo preparato insieme ai capperi. E un pochino di capperi. E il nostro gusto, soffio sulle isole, è pronto. Amici di Bella Sicilia, buonasera. Aspettando il galà del gelato, prepareremo questo gusto, soffio sulle isole Eolie. Quali ingredienti occorrono per questo gusto? Allora, cerchiamo di valorizzare i prodotti appunto del territorio, la ricotta fresca, i capperi e la malvasia. E poi abbiamo preparato anche una granella di biscotto da aggiungere in estrazione anche per decorarlo. Allora, in questo momento stiamo estraendo dal pastorizzatore la miscela che andremo poi a dosare insieme alla ricotta e a preparare al nostro gelato. Dopodiché uniremo la ricotta fresca. In questo momento andiamo ad emulsionare la miscela insieme alla ricotta. Un paio di minuti. Così incorporato. Ora inizieremo la seconda fase, che è quella di mantecare il gelato. Ora inizieremo l'estrazione del nostro gelato. Inizieremo la prima fase a variegare, inseriremo i biscotti, il gelé di malvasia con i capperi che abbiamo preparato prima. Ecco il nostro gelato. Iniziamo con questo granella di biscotto. E poi inseriremo il gelé di malvasia che abbiamo preparato insieme ai capperi. Ed ora i capperi. L'estrazione del gelato, quando si tratta di un variegato, avviene in tre fasi. La prima, la seconda, dove inseriremo tutti gli ingredienti che fanno in estrazione, e poi alla fine ci sarà la decorazione. Nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate del gusto che stiamo per preparare. La decorazione, in estrazione avvengono due fasi uguali. Inseriremo sempre gli stessi prodotti, non ha importanza, prima il gelé di malvasia e poi il biscotto, non ha importanza. O prima o dopo è uguale. E ora andiamo a sistemare il gelato per metterlo poi in vetrina. Creiamo delle piccole onde. Ora lo mettiamo 5 minuti nell'abbattitore, così il gelato si asciuga ed è pronto poi per decorarlo. Siamo giunti alla fase finale del nostro gelato, che è quella della decorazione. Ora andiamo a mettere sempre il gelé di malvasia e capperi. Poi i biscottini. Un poco di granella di biscotto. E un pochino di capperi. E il nostro gusto, soffio sulle isole, è pronto. Eolie. Ed ora non resta che preparare un buonissimo cono soffio sulle Eolie. Abbiamo appena preparato questa bontà
un nuovo gusto, soffio sulle isole, una base ricotta, malvasia, capperi, e non resta che venire a Brolo e invitarvi a questo magnifico galà del gelato che come ogni anno vi aspetta, e vi aspettiamo numerosi a Brolo. Quest'anno abbiamo un'altra novità, Dubai Chocolate, un cioccolato al latte variegato poi con una pasta kataifi, quest'anno sarà anche senza glutine, è una Nutella al pistacchio e sopra decorato con una stracciatella fondente che andremo ora a spezzettare. Vi aspettiamo numerosi a Brolo il 26 luglio sul corso Vittorio Emanuele per il Gran Galà del gelato. Vi aspettiamo numerosi. Grazie, arrivederci. Ciao a tutti, ciao ciao.